Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Sparatoria a Misilmeri nel Palermitano, un ragazzo è rimasto ferito alla testa colpito da 3 colpi d'arma da fuoco, un altro giovane è stato invece accoltellato. Sono stato io ma non ero lucido, le parole agli inquirenti del giovane di 23 anni arrestato con l'accusa di aver accoltellato un vicino di 69 anni di fronte alla moglie nel quartiere Bonagia a Palermo, ancora da chiarire il movente. La Sicilia nella morsa di afa e incendi, a Enna superati i 42 gradi, a Palermo altri 2 giorni di bollino rosso per il caldo. Mitragliatrice, munizioni rubati nel carcere di Bicocca a Catania, 4 arresti, c'è anche una agente della polizia penitenziaria. Vertenza Pfizer, sit-in dei lavoratori, l'azienda faccia un passo indietro, il sostegno dell'arcivescovo Renna, il ministro Urso, continuare a produrre a Catania. Strage di Via D'Amelio, alla vigilia della ricorrenza si moltiplicano a Palermo le manifestazioni in ricordo del giudice Borsellino e della scorta trucidati dalla mafia il 19 luglio del 1992. Calciomercato, a Catania prosegue il lavoro del direttore sportivo Varrà per sfoltire l'organico, ufficiali le cessioni di Miceli e Frisenna, chiuso anche il rapporto con il preparatore Petralino. E come avete sentito dai titoli, c'è stata una sparatoria a Misilmeri nel Palermitano, in piazza Fontana Nuova, al culmine di una rissa tra giovani. Secondo le prime informazioni un ragazzo è rimasto ferito alla testa dopo essere stato raggiunto da 3 colpi d'arma da fuoco. Un altro giovane è stato invece accoltellati. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Bucchieri La Ferla, dove si sono recati anche gli agenti di polizia. La persona che ha esploso i colpi si è successivamente costituita ai carabinieri. Resta da chiarire se fosse già armata al momento della rissa o se si sia allontanata per poi tornare impugnando un'arma da fuoco. Sull'accaduto indagano i carabinieri. E rimaniamo a Palermo, l'omicidio nel quartiere Bonagia di Palermo, appunto. L'assassino confessa, Giovanni Bruno Madonia, 23 anni, arrestato poco dopo aver accoltellato a morte Vito Petrigno di 69 anni, non ha chiarito il movente. Sono sotto l'effetto di cocaina e alcol, avrebbe detto Marco Gullà. Ha confessato di aver ucciso Vito Petrigno, rappresentante di calzatura in pensione di 69 anni, nei box del residence in via Papa Giovanni XXIII a Palermo. Sono stato io, ma non sono lucido. Sono sotto l'effetto di cocaina e alcol, ha detto Giovanni Bruno Madonia, arrestato poco dopo dalla polizia. Il giovane di 23 anni ha confessato il delitto, ma nulla ha detto sul movente. Sarà risentito nei prossimi giorni alla presenza del suo avvocato. Madonia è sceso ieri mattina dall'abitazione dove vive con la madre nel condominio di via Papa Giovanni XXIII, lo stesso palazzo della vittima. Non appena ha incrociato Petrigno, che stava sistemando alcune cose in garage, ha scansato la moglie e ha colpito con diversi fendenti il pensionato. La polizia l'ha trovato in casa di un amico poco distante dal luogo del delitto. Risponderò alle domande quando sarò in condizioni di farlo, ora sono confuso, ha detto. Riferisce del suo abituale consumo di droghe. La sera prima dell'omicidio c'era andato giù pesante. Dichiarazioni da verificare, una cosa è certa: Madonia ha confessato di aver assassinato brutalmente il suo vicino di casa. Le prime telefonate al 112 sono arrivate intorno alle 9. A chiamare sarebbero stati la moglie e alcuni vicini, che avrebbero detto ai soccorritori che un uomo era stato accoltellato nella cantina di uno stabile. Al loro arrivo però i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per Petrigno, colpito più volte alla schiena. Cambiamo argomento. La Sicilia nella morsa del caldo, ancora allarme rosso per incendi in tutta l'isola, in aumento le temperature anche nella zona orientale, in diverse zone sfiorati i 43 gradi. Angelo Gaiano. La Sicilia boccheggia e continuerà a farlo anche nei prossimi giorni. Le temperature record di queste ore, 43 gradi a Partinico, oltre 42 in provincia di Catania, potrebbero essere superate nel fine settimana. Il servizio informativo agrometeorologico siciliano segnala temperature superiori a 42 gradi in diverse zone della Sicilia, da Caltanissetta ad Agira. L'abbraccio soffocante dell'anticiclone africano, secondo gli esperti, potrebbe portare la colonnina di mercurio, in particolare sul versante centro-orientale dell'isola, a sfondare la soglia dei 40
45 gradi. L'allerta resta alta, ma non solo per l'ondata di calore, anche per il rischio incendi. Bollino rosso a Palermo, mentre Catania e Messina sono state inserite nella fascia di allerta arancione. Sicilia assediata dal caldo, abbiamo detto, e come sempre puntuali riappaiono i piromani. Ad Alcamo, nel Trapanese, i carabinieri hanno arrestato un uomo per l'incendio boschivo con l'aggravante di avere danneggiato aree e specie animali protette. Il rogo a Baia Santa Margherita ha distrutto 20 ettari di macchia mediterranea. Nuovi focolai al villaggio Primosole nel Catanese. Il fuoco non ha risparmiato neanche l'oasi naturalistica del Simeto. A Siracusa, per il fine settimana, la Protezione Civile ha previsto un piano con 4 postazioni climatizzate gestita dalla Croce Rossa a Ortigia e in altre zone della città. E in merito agli arresti di piromani, i carabinieri hanno denunciato un palermitano di 49 anni sorpreso a bruciare un'area verde tra via Gino Zappa e via Luigi Einaudi allo Zen. L'uomo è accusato di incendio boschivo. È stato sorpreso mentre era intento ad appiccare alcuni focolai, utilizzando un pezzo di cartone come innesco per dare fuoco alle sterpaie. I militari sono riusciti a bloccare l'uomo. E sempre a Palermo anche oggi resterà in vigore il divieto di circolazione delle carrozze trainate da cavalli per le alte temperature previste. Lo comunica l'assessorato al benessere animale. E ci spostiamo a Catania. Mitragliatrice e munizioni rubati dal carcere di Bicocca. Ci sono 4 arresti, ma c'è anche una agente della polizia penitenziaria. Giusy Lazzara. Una mitragliatrice rubata e la poliziotta penitenziaria arrestata. Accade anche questo nel carcere di Bicocca a Catania. L'anno scorso sparisce una pistola M12 con le munizioni. Le indagini si concentrano subito sull'agente penitenziaria che per ultima aveva utilizzato l'arma. Lei, pensando di farla franca, si era impegnata a dare una mano nelle indagini, millantando anche conoscenze in ambienti criminali. Così aveva indicato una donna con precedenti penali che poteva fare da tramite per il recupero dell'M12. Si scopre invece dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di fonti investigative che l'agente penitenziario era in contatto non solo con la donna indagata, anche per spaccio di stupefacenti, ma con i figli, uno dei quali aveva preso e nascosto l'arma rubata in carcere e, lo vedete in queste immagini, l'aveva nascosta vicino all'abitazione dove viveva con la famiglia. Poi sui social si vantava col fratello, mostrando le armi. Dalle intercettazioni si è scoperto che nel furto era coinvolto anche un detenuto del carcere. L'arma è stata recuperata. L'operazione della Polizia di Catania e della Polizia Penitenziaria di Palermo ha portato alle misure cautelari. Per tutti e 4 l'accusa è di peculato, detenzione di armi da guerra e spaccio di stupefacenti. A Giarre, nel Catanese, 3 persone sono state arrestate per una serie di furti e tentati furti messi a segno tra febbraio e aprile nei comuni di Calatabiano, Riposto e Sant'Alfio ai danni di distributori automatici di sigarette, cambiamonete e sportelli Postamat con l'utilizzo di ordigni esplosivi artigianali. Come si vede nelle immagini, la banda inseriva il materiale esplosivo nei dispenser di banconote e monete di distributori automatici e bancomat per provocarne la deflagrazione e impossessarsi del denaro custodito all'interno. Agli indagati vengono inoltre contestati la ricettazione dell'auto utilizzata per delinquere e i tentati assalti agli uffici postali di Macchia di Giarre e Carruba di Riposto del 21 febbraio. Condanna all'ergastolo per i 2 tunisini, zio e nipote, che uccisero un cameriere algerino. L'omicidio al centro di Palermo 3 anni fa. Manlio Viola. Uccisero un cameriere del locale concorrente dopo averlo seguito in piena notte. Adesso dovranno scontare l'ergastolo. Zio e nipote, entrambi tunisini residenti a Palermo, sono accusati dalla procura di essere uno il mandante, lo zio, l'altro l'esecutore materiale, il nipote, dell'omicidio di Samir, il cameriere algerino assassinato in piena via a Roma la notte del 4 novembre 2023. Secondo la prima ricostruzione, il delitto sarebbe maturato dopo un conflitto fra buttadentro, ovvero i camerieri incaricati di reclutare i turisti che passano invitandoli a diventare clienti, entrare e consumare. Un movente che però non è mai stato dimostrato e che presto è uscito di scena nel processo. Pur senza un movente chiaro, zio e nipote tunisini sono stati condannati anche se da sempre si professano innocenti. L'accusa ha infatti presentato le immagini della videosorveglianza cittadina che mostrano come la vittima sia stata seguita dopo aver finito il turno di lavoro. Le riprese hanno poi mostrato i movimenti del killer, permettendo agli inquirenti
inquirenti di ricostruire la dinamica. Ora è arrivata la condanna all'ergastolo per entrambi. Il paradosso dell'acqua che in Sicilia, tra norme, infrastrutture obsolete e polemiche, resta un diritto negato. Da Gela a Siracusa fino ad Agrigento, un'emergenza che sembra non finire mai. GR Italia. L'acqua c'è ma non sempre si può bere, oppure arriva a intermittenza o ancora non arriva affatto. È il caso di Gela, qui l'acqua scorre dai rubinetti ma da giorni porta con sé un forte odore chimico che ha fatto scattare il divieto di utilizzo per fini alimentari disposto dal sindaco. Le prime analisi di Caltacqua non evidenziano contaminazioni né valori fuori norma, ma i controlli proseguono insieme a Siciliacque per capire da dove provenga quell'odore che continua a preoccupare i cittadini. Ed è proprio a Gela che la protesta prova a trasformarsi in iniziativa politica. Al gazebo, organizzato da Controcorrente, si raccolgono firme per chiedere la rescissione del contratto con Siciliacque. Siamo arrivati quasi a 10.000 firme in giro per la Sicilia e questo è qualcosa di straordinario. Nel pieno caldo, in appena 10 giorni, la Sicilia vuole avere un servizio idrico che funzioni, non vuole avere un servizio idrico che faccia business e interessi sul lucro, che è la cosa più importante, che è l'acqua. E la prossima tappa del gazebo sarà proprio a Siracusa, dove l'emergenza sembra fare un passo avanti e uno indietro. A Ortigia l'acqua era tornata a scorrere, ma solo per poco. La pressione è nuovamente diminuita e in alcune zone i rubinetti sono rimasti ancora una volta a secco. E infine il paradosso di Agrigento, nella borgata di Maddalusa. Qui l'acqua non manca perché non c'è, ma perché non può arrivare. Le abitazioni sorgono in un'area sottoposta a vincolo e prive dei requisiti di legge. Dopo settimane di tensioni, il tavolo convocato in prefettura ha aperto uno spiraglio soltanto per le persone più fragili. Anziani, bambini piccoli e disabili potranno ricevere l'acqua fino alla fine dell'estate. Poi, salvo nuovi sviluppi, i rubinetti torneranno a chiudersi. Per le istituzioni non è un'emergenza idrica, ma un problema urbanistico. Per chi vive qui però la differenza cambia poco. 3 città, 3 emergenze diverse, un unico denominatore in una Sicilia dove l'acqua oggi non manca nelle riserve ma continua invece a mancare nelle case dei cittadini. A Catania sit-in dei lavoratori della Pfizer contro gli esuberi annunciati dalla multinazionale farmaceutica. Il sostegno dell'arcivescovo Renna, Tonino De Mana. Noi ci aspettiamo che Pfizer indietreggi dalla sua decisione, perché non vogliamo assolutamente lasciare il territorio. Aspettiamo che Pfizer indietreggi e sotto il sole cocente, con una temperatura che sfiora i 40 gradi, lavoratori e sindacati sono dati appuntamento davanti allo stabilimento di Catania per manifestare contro i tagli della multinazionale farmaceutica che ha annunciato oltre 330 esuberi, ai quali si aggiungono un'altra quarantina dell'indotto. Una vera mazzata per i lavoratori che vedono precipitare progetti di vita e futuro. Dopo tanti anni di precariato e 6 di disoccupazione di intermezzo, finalmente ero riuscita ad avere la stabilizzazione in questa azienda, ma eccoci qua a combattere per mantenerci il posto di lavoro, con una famiglia alle spalle, 2 figlie da crescere, il mutuo da pagare. Gazebo, ombrelli, ventagli e bottigliette d'acqua sono fedeli alleati. In questo scenario però anche il caldo passa in secondo piano. Un'azienda ambigua che a parole dice di voler restare qui a Catania, perché nei fatti sta smantellando pezzo dopo pezzo tutta l'azienda. Vicinanza ai lavoratori è stata espressa da Monsignor Luigi Renna, che ha scritto una lunga lettera aperta. A fare da portavoce e sintetizzarla ci ha pensato Don Alfio Carbonaro. Invita l'azienda a riflettere su quelle che sono le motivazioni che la portano ad avere questo atteggiamento nei confronti dei lavoratori, della città, perché si guardi a quello che è lo sviluppo del territorio, a quello che ha dato l'azienda nel passato e quello che può dare ancora nel futuro. Il 22 luglio l'avvertenza approda a Roma al Ministero del Made in Italy. E sulla vicenda è intervenuto proprio il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. L'azienda, ha detto, deve continuare a produrre a Catania. Sentiamolo. Abbiamo convocato l'azienda, come sempre facciamo in questi casi, con l'obiettivo di realizzare un diverso piano di rilancio produttivo dello stabilimento che consenta di tutelare tutti i lavoratori. Inizia un processo in cui ci confronteremo anche con gli enti locali, comune, regione e certamente con i sindacati, affinché si possa trovare una soluzione condivisa e sostenibile, salvaguardando lo stabilimento e la sua attività produttiva. L'azienda debba continuare a produrre qui a Catania. Tra l'altro l'industria farmaceutica in Italia cresce nella produzione e cresce nell'esportazione.
e altri investitori intendono puntare sul nostro Paese. In ogni caso il processo deve essere governato, come abbiamo sempre fatto in questi anni al Ministero, salvaguardando sempre tutti gli stabilimenti e tutelando i lavoratori. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. A Palermo il ricordo del giudice Borsellino in vista della commemorazione di domani, 19 luglio, giorno della strage di Via D'Amelio. Al Tribunale di Palermo una mostra fotografica, mentre stasera alle 8:30 in Via D'Amelio la veglia delle sentinelle di memoria operante della Gesci. Marco Gulla. Mostre, convegni e incontri in vista del 19 luglio, giorno della strage di Via D'Amelio. Al Tribunale di Palermo è inaugurata la mostra Rose spezzate, che fa rivivere una fase importante della nostra storia, quella in cui la reazione della magistratura e dell'intera società alla strategia del terrorismo mafioso ha determinato una svolta irreversibile nella coscienza civile del popolo. Quella di oggi non è una semplice commemorazione, è una rievocazione umana, non soltanto storica, è una ricerca della verità che, come abbiamo ascoltato da tutti gli autorevoli interventi, è un dovere che oggi appartiene non solo alla magistratura e agli inquirenti, ma appartiene alla società civile nel suo complesso. La commemorazione della strage di Via D'Amelio porterà a Palermo anche i big della politica, da Elly Schlein a Giuseppe Conte e poi Arianna Meloni per il centrodestra. Jennifer Lopez è stata la protagonista del party di Dolce & Gabbana per la chiusura dell'alta moda all'Isola Bella di Taormina. La pop star americana si è esibita sulle note di alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui Let's Get Loud e Waiting for Tonight, ma ha anche omaggiato l'Italia con Il cielo in una stanza di Gino Paoli in italiano. Per la performance Jennifer Lopez ha sfoggiato 4 differenti look custom made. Dopo la serata l'artista ha ringraziato i 2 stilisti con un post sul proprio profilo Instagram da oltre 240 milioni di follower. Una notte che non dimenticherò mai, ha scritto. Grazie mille ai miei bellissimi Domenico e Stefano per avermi voluto a chiudere l'alta moda. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio. Parliamo di calcio, Serie C, il Catania impegnato su 2 fronti, si lavora in sede agli ordini di Longo, mentre il DS Varrà è indaffarato a sfoltire l'organico. Ufficiali le cessioni di Miceli e Frisenna. Tonino De Mana. Nel giorno della presentazione il nuovo DS Varrà era stato chiaro: bisogna sfoltire l'organico, ringiovanirlo e soprattutto nessuno è incedibile. Il mercato del Catania si muove quindi in questa direzione con l'obiettivo di abbassare l'età media e consegnare al tecnico Longo una squadra combattiva e competitiva. Doppio allenamento in sede per i rossazzurri con il programma di lavoro che ha dovuto tenere conto anche del forte caldo. Gruppo in campo di buon mattino e dirigenti impegnati nelle delicate manovre di mercato. Ieri è stato il giorno della Dio di Miceli, approdato alla corte di Birindelli al Novara e di Frisenna, quest'ultimo ceduto a titolo definitivo al Cittadella. Valigia in mano anche per Carnielutti, che non rientra nei piani di Longo e che interesserebbe a Sorrento e Guidonia. Sul piede di partenza Di Noia, Bocic e Chiarella. L'obiettivo è sfoltire l'organico per poi concentrarsi alle manovre in entrata, tenendo presente che gli arrivi di De Falco e Miai, in considerazione della giovane età, possono considerarsi operazioni secondarie e che serve ben altro per alzare il livello tecnico della squadra e stuzzicare quindi la fantasia dei tifosi. In entrata, brusca frenata per l'esterno Todisco dell'Avellino, che starebbe valutando un'offerta della Virtus Entella. Intanto si separano le strade del Catania e del preparatore atletico Giovanni Petralia, che non hanno trovato l'intesa per proseguire insieme. E prima di chiudere un aggiornamento sulla notizia che vi abbiamo dato in apertura sulla sparatoria che è avvenuta a Misilmeri nel Palermitano, perché il giovane che si è presentato la notte scorsa in caserma è un giovane di 24 anni e sarebbe lui quello che avrebbe sparato in piazza Fontana Nuova, ferendo con colpi di arma da fuoco un altro giovane di 26 anni che, come vi dicevamo, è ricoverato all'ospedale
Buccheri Laferla. Il giovane di 24 anni è in stato di fermo per tentativo di omicidio. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri la notte scorsa hanno transennato la piazza e sono intervenuti gli uomini della scientifica per i rilievi. Sono stati ascoltati i testimoni e i parenti dei due giovani per cercare di ricostruire quanto avvenuto e i motivi del ferimento. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di ricostruire quanto successo. Il sindaco di Misilmeri, Rosario Rizzolo, ha chiesto aiuto al prefetto. E questa era l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti, buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.